Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandiere. Allora, al corner di oggi io vi farò solo una brevissima intro perché è da un paio di corner che non mi vedete. Uno perché doveva andare in onda il corner sulla mostra di Alviani, va in onda questa volta. Era previsto già per la settimana scorsa, poi per problemi tecnici in regia è stato rimandato quello vecchio. Quindi io farò questa introduzione di 5 minuti, poi ci sarà il corner completo con il video sulla mostra di Alviani. Quindi lo so che è già la seconda, terza volta che ve ne parlo, ma ora c'è il video, quello ufficiale di 40-45 minuti, quindi esce una cosa strutturata, fatta veramente molto bene. Io però vi anticipo un paio di cose. La prima è che ho avuto modo di fare un'intervista a Riccardo Guarneri, artista dell'analitica. Era stato il primo studio visit con il corner che andava ad intervistarlo, quindi ora a distanza di circa 2 e mezzo da quella prima volta è migliorato tutto. Sono state fatte decine e decine di studio visit a tutti gli artisti di più importanti, sapete meglio di me quali siano con l'elenco completo, ma tanto trovate tutti i video su YouTube salvati. E quindi ho rifatto l'intervista, 1 ora e mezza di girato, andrà montato, incollato, tagliuzzato un po' di qua, un po' di là per restare nei 59 minuti di tempo massimo del corner, e quello andrà in onda credo tra un paio di settimane, in occasione dello speciale su Riccardo Guarneri, quindi uno speciale, una trasmissione di televendita che condurrò insieme a Giorgio Regali un mercoledì sera, anche qui o tra una settimana o tra due, dipende da un po' di cose. Comunque programmato anche speciale Riccardo Guarneri. Detto questo, altro argomento qual è? Il fatto che il fine settimana scorso, sabato, ho inaugurato a Savona, alla Fortezza del Priamar, la mostra di Giorgio Moiso. Vi avevo già anticipato qualcosina, anche nello speciale con Giorgio Regali su Enzo Cacciola, di un paio di settimane fa. È stata una mostra, allora, la più grande mostra antologica, la prima antologica, se vogliamo, fatta sul lavoro di Moiso. Abbiamo messo dentro tutto, dalle prime opere degli anni 60, quindi quei figurativi con i paesaggi, i fratini e altro, poi il ciclo degli alberi degli anni 70, gli alberi bendati, eccetera, eccetera, andando fino agli anni 80, 90, 2000, 2010, con le ceramiche, con le opere su carta, con le grandi tele informali, il ciclo sul jazz, di tutto e di più. Si trova a Savona, la mostra sarà disponibile fino alla fine di febbraio, quindi avete circa un mese. È una mostra incredibile perché lo spazio è uno spazio meraviglioso, è la fortezza di Savona che si trova sul porto, quindi domina dall'alto tutto. È uno spazio incantevole, ci hanno dato 2 piani per la mostra di Moiso e all'interno ci sono oltre 170 opere, quindi è veramente una mostra ampia, ampia sotto ogni aspetto, numero opere, qualità, numero di interventi nel catalogo, eccetera. Quindi se fate un salto a Savona da qui alla fine di febbraio, fate un salto perché è la mostra più importante di sempre su Giorgio Moiso. E anche su quello ci sarà modo di fare un video. Abbiamo già girato il video, sono andato lì all'inaugurazione con un cameraman, quindi oggi va in onda Alviani, prossimamente va in onda Guarneri e dopo ancora andrà in onda il filmato su Moiso. Detto questo, altro filmato ancora che vi programmo, di quale mostra è? Una mostra che inauguro questo fine settimana invece, questa domenica, dove ad Altedo c'è un ristorante, un ristorante superlativo che si chiama Il Trucciolo. All'interno di questo spazio il direttore, il proprietario del locale, Mattia Farnè, ci dà occasione di presentare una mostra personale di un artista che seguo ormai da un po' di anni, che si chiama Pamela Grigiante. Io il primo corner che ho fatto circa 3 anni e mezzo fa, era stato il primo corner dell'anno di tipo 3 o 4 anni fa, dove ero io con Faccenda e tutte le sculture dietro. 1 ora di interviste in cui abbiamo raccontato le opere di questa artista, Fatalità, e ora a distanza di 3-4 anni si fa questa mostra personale ad Altedo. Il luogo è molto interessante, oltre che per la cucina, chiaramente, perché questo fine settimana c'è anche la fiera di Bologna, Artefiera, quindi
Da lì al trucciolo il salto è veramente immediato, quindi visitate entrambe le cose, ma soprattutto la mostra di Pamela Grigiante. Io allora vi aspetto lì domenica, ci sarà però un corner anche su quella, quindi sapete già il prossimo mese, vi ho già riempito 4 corner di fila, sapete che cosa andrà in onda. Io allora non vi aggiungo altro, ora va in onda il video su Alviani, vi ringrazio, buona serata a tutti e al prossimo Cesare's Corner. Dicembre 2022, Venezia, Scuola Grande della Misericordia, stanno per aprirsi i battenti di questa importantissima mostra, ovviamente dedicata a Getulio Alviani. Luca Beatrice, Doria Frallica saranno i curatori di questa splendida mostra. Noi stiamo per accogliere il pubblico e siamo davvero entusiasti di poter mostrare lo splendido allestimento e soprattutto queste opere straordinarie. Con le immagini cercheremo di restituire al meglio il rapporto che i curatori e le gallerie Orler sono riusciti a creare fra questi meravigliosi, spettacolari spazi e l'arte di Getulio Alviani. Si annuncia davvero come una delle mostre più importanti che una galleria privata abbia mai dedicato al grande maestro della percezione visiva, del cinetismo, e quindi non rimane altro che osservare questi meravigliosi lavori.
siamo tanti perché l'occasione si annunciava importantissima e lo è stata. Allora, e quindi vi ringraziamo di cuore per la vostra presenza. Adesso staremo insieme prima di tornare giù e godere ancora di più delle opere, dopo aver ascoltato le parole, per esempio, del professor Luca Beatrice. Vi prego un applauso. Che evidentemente ci aiuterà a entrare ancora meglio nel mondo di Getulio Alviani, però devo fare anche dei ringraziamenti tutt'altro che di rito e invece molto sentiti, e qui divento portavoce dell'azienda Orler, della famiglia Orler, che qui è tutta riunita insieme a tante persone, tanti clienti, tante personalità che salutiamo. Allora, innanzitutto l'onorevole Martina Semenzato, che è presidente della Scuola Grande della Misericordia, che non è con noi purtroppo per un piccolo intoppo, si chiama il Covid, che ancora con un colpo di coda ci dà fastidio. Salutiamo anche il direttore della Misericordia, Cristian Vio, e Mauro Genovese. Allora, fra pochi istanti ci sarà un momento molto importante. Voi sapete che questa manifestazione è stata patrocinata, è stata in qualche modo seguita da una figura fondamentale che è Diora Fraglica. Evidentemente è, come dire, la personalità più alta per quanto riguarda Getulio Alviani, la conoscenza del maestro e insomma è davvero garante molto importante per questa mostra. Centro Studi, Archivio e Ricerche Getulio Alviani, Diora ne è presidente, ne è la Deo ex machina, e ci sarà un intervento musicale di un artista che adesso vi andrò a presentare, dopo aver letto proprio un breve brano che la nostra Diora ha voluto mandarci. Prima però Carlo Vanoni purtroppo ha subito una piccola operazione chirurgica, però vuole essere con noi in questo modo. E allora il suo saluto. Buonasera a tutti, questo breve video per giustificare la mia assenza dovuta a un intervento chirurgico che ho subito lunedì mattina alla Collecisti dopo un periodo di dolori e di corse al pronto soccorso. Finalmente mi hanno fissato la data per l'intervento e naturalmente mi sono dovuto presentare. Ora ho ancora i punti, me li toglieranno lunedì, sono abbastanza affaticato e dolorante. E preferisco tenere le energie magari per tornare poi lunedì sera in trasmissione. Mi hanno comunque consigliato di non affaticarmi per niente, e questo mi dispiace molto perché è una mostra importante, questa, una mostra preziosa, una mostra, devo dire, anche unica, perché credo non ce ne siano state altre fino ad oggi così nutrite anche come numero di opere, come qualità, e non ce ne siano state altre in una sede anche così prestigiosa come la Scuola Grande della Misericordia a Venezia. Quindi godetevela, io sarei venuto volentieri, anche perché le mostre sono un pretesto per fare due chiacchiere, per stare insieme, anche per farsi gli auguri di Natale, visto che siamo a dicembre. E voi avete la fortuna di entrare in contatto attraverso le sue opere con un protagonista della storia dell'arte. Non con un bravo artista, ma con un protagonista. Getulio Alviani ha parlato una lingua internazionale, che era quella dell'arte cinetica, dell'arte programmata, e per questo si è fatto apprezzare molto anche e soprattutto al di fuori dell'Italia. Io l'ho conosciuto poco, però quel poco che è stato sufficiente per inquadrarlo. Ricordo un viaggio in treno di cui parlo nel testo che ho scritto per il catalogo, e pensando a Getulio mi viene in mente un faro nella notte che illumina il mare, no? Il faro è accecante, però ti indica anche la direzione. E Getulio era così, era accecante nei suoi giudizi, era lapidario, accecante, ma al contempo ti indicava anche la direzione, cioè ti faceva veramente capire da che parte era andata la storia dell'arte e da che parte stava andando. E quelle 2 o 3 cose che mi ha raccontato in quel viaggio sono state importanti quanto molti libri che ho letto. E allora io vi suggerisco di godervi questa grande mostra con la consapevolezza di vivere un'esperienza importante per
per chiunque si dedichi all'arte contemporanea, cioè proprio quello di essere lì in mezzo alle opere create da uno dei grandi e principali protagonisti dell'arte italiana. Siete in ottime mani, c'è la famiglia Orler, ci sono degli ottimi curatori, ci sono i miei colleghi, c'è tutto lo staff Orler, e quindi godetevi questa mostra e così spero di tornare con voi quantomeno in diretta, in trasmissione lunedì prossimo. Buona visita, buona mostra. Amici carissimi, vi leggo un brano molto interessante che ci ha mandato appunto Diora Frallica, perché adesso ho una performance. Questa esperienza coinvolge tempo, luce e suono. Le prime ricerche in questa direzione cominciarono con Alviani, Nannini, poi Pietro Grossi. Un fenomeno di luce e note musicali, quello dello spazio allestito alla Misericordia da Deora Frallica, che stasera porterà l'intervento musicale del maestro Olen Cesari, che adesso ascolteremo. Olen incontra Alviani nel 2015, ma solo più tardi elabora con Deora Frallica la messa a punto delle ricerche maturate dall'incontro con il maestro. I laser, che fra poco si accenderanno in questo, fatemi dire, straordinario spazio, sono di Emilio Neroni. Prego.
il maestro Olen Cesari. Grazie di cuore, i Neon di Emilio Neroni. Il brano che avete ascoltato è totalmente improvvisato. Allora, con Luca Beatrice, come detto prima, entreremo ancora meglio nel mondo di Getulio Alviani e tra l'altro Luca ha scritto un testo molto molto interessante in cui va anche a riproporre alcuni brani, alcuni passaggi di altri testi critici, Fagiolo dell'Arco piuttosto che Argan editi in passato, un testo molto interessante. E allora vorrei che fosse proprio il professor Luca Beatrice ad introdurre la figura di Getulio Alviani e a contestualizzarla. Grazie Giorgio, ma il tema è presto fatto, nel senso che quando Getulio Alviani esordisce nel mondo dell'arte è il 1960 e devo dire che quello per l'arte italiana, europea, internazionale è una stagione strepitosa, è una stagione difficilmente ripetibile, nel senso che mi viene da dire all'epoca l'asticella era molto alta, ma lo era un po' dappertutto, lo era nell'architettura, nel design, nella musica, cioè sono gli anni in cui esordiscono i Beatles e i Rolling Stones, tanto per dirne una, ecco. Nel cinema, pensa che cos'era il cinema italiano dell'epoca. E quindi per un ragazzo nato a Udine, che naturalmente guardava un po' di più con spirito mitteleuropeo piuttosto che non alla centralità della penisola. Voi sapete bene che l'Italia è un paese da questo punto di vista molto particolare, è un paese senza centro, nel senso che mentre se tu parli dell'arte francese parli di Parigi, se parli dell'arte inglese parli di Londra, dell'America, di New York o al limite della California, in Italia parli di Roma, parli di Milano, parli di Torino, di Napoli, è la provincia stessa. È la provincia stessa. Allora, essendoci questa particolarità, no, così unica, così peculiare, Getulio che cosa fa? Guarda da una parte verso est e dall'altra parte verso nord. Era un periodo di tempo in cui, soprattutto per gli artisti di quella che poi a un certo punto la critica definì come l'ultima avanguardia, un termine coniato da Lea Vergine peraltro, c'era proprio l'idea di doversi muovere, di andare a vedere, cercare di capire quali fossero le esperienze più interessanti di loro coetanei che stavano in più parti almeno d'Europa. E anche se in quel periodo lì non avevano questo tipo di strumento, facevano delle cose meravigliose. Guarda, io me ne sono accorto frequentando l'archivio Alviani nella preparazione di questa mostra, oppure mi era capitato in altri casi. Si mandavano lettere e nel momento in cui tu scrivi una lettera, la scrivi, la rileggi, poi la chiudi in una busta, diciamo che hai anche la fortuna di avere a casa un francobollo, lo appiccichi, poi esci di casa, trovi questa buca, è già passato del tempo, poi la lettera viaggiava e arrivava a destinazione dopo 2, 3, 4 giorni, una settimana, chi lo sa. Probabilmente in quel lasso di tempo chi l'aveva scritta aveva già in qualche modo cambiato idea, eppure aspettava la risposta, che a quel punto arrivava dopo 10 giorni, 15 giorni, un mese. E tutto questo epistolario che è conservato nell'archivio dedicato a Getulio Alviani, un epistolario ricchissimo perché dice proprio questo. Le persone allora si scrivevano delle lettere e tutte quante le loro opinioni, le loro idee sull'arte in generale, sulle mostre, su come dovessero essere allestite, sugli altri artisti, passavano attraverso l'epistolario. E vi dicevo, Getulio guardava quindi molto verso est, verso nord, con l'idea di andarsi a cercare un po' i compagni di ventura. Tu interrompimi ogni tanto, fai delle domande, così. Andarsi a cercare un po' i compagni di avventura, gente che la pensasse come lui e soprattutto artisti che, in particolare in queste due fasce geografiche che vi ho appena detto, superassero quella condizione che noi italiani legavamo ancora abbastanza all'informale e a tutte le sue derivazioni. Getulio dice in una lettera, intanto dice due cose molto interessanti, non usa mai la parola creare,
solo Dio crea. Piuttosto progettare. Dio o chi per esso. L'artista semmai progetta, pensa, disegna, mette insieme delle cose. Raccontava di avere due grandi amici, la lente e il metro, sempre in tasca. Sempre in tasca, quindi questa precisione assoluta nel lavoro finale. E poi sapete, nell'Italia degli anni 50 c'era un po', no, questa idea di interpretare l'informale come il senso del soggettivismo puro, dello stato d'animo, dell'egotismo, anche se vogliamo, dell'artista. Posso interromperti? Certo. Soltanto un istante, cioè la figura dell'artista che tutto può e che quasi forse impone una sua idea di immagine, di mondo. E però Getulio stravolge, il maestro Alviani stravolge questa idea, coinvolgendo anche quello che comunemente si chiama lo spettatore, forse è più giusto chiamare il percettore. Il pubblico. Quindi chi sta di fronte all'opera. Sì, questa è proprio una tendenza piuttosto tipica di quegli anni lì. Getulio appunto insisteva nel fatto, anche prendendolo un po' in giro se vogliamo, tra l'altro io l'ho abbastanza frequentato, seppure insomma negli anni un po' più maturi della sua esistenza, e devo dire che da una parte c'era l'uomo estremamente rigoroso, molto serio, dall'altra parte c'era anche una persona molto ironica e divertente, ecco, ve lo posso assicurare, perché c'era comunque spesso capitava il sorriso un po' sardonico nelle sue espressioni, e lui diceva vabbè, allora facciamo così, che c'è una macchia per terra sul pavimento e io la vado a interpretare. Ok. Invece no, questa cosa dell'arte a noi non interessa, a noi interessa un'arte che sia progetto, che sia forma. E quindi la sua prima mostra, pensate, lui la tiene in quella che si chiama ex Jugoslavia, che adesso sarebbe Slovenia, ed è una galleria importante, la nuova galleria di Lubiana, quella che in qualche modo darà in là tutta una serie di esperienze che sono legate appunto alle cosiddette nuove tendenze, che rappresentano un momento, pensate, nella storia dell'arte in cui contemporaneamente avevi il minimalismo, la pop art, l'arte processuale, cominciavano le prime avvisaglie del concettuale, l'informale comunque c'era ancora con una coda. A Milano c'era un signore che si chiamava Lucio Fontana, non so se avete presente l'influenza che portò questa persona rispetto anche a tutti i giovani artisti che sono venuti. Ecco, quindi Alviani artisticamente nasce in quel clima lì ed è un bel nascere, insomma. Assolutamente. Luca, vorrei condividere con te una considerazione. Getulio Alviani, a mio modo di vedere, ha in sé due anime, una mitteleuropea e una mediterranea. Ci stava dicendo il professore appunto anche delle contraddizioni della nostra Italia. Nasce Getulio Alviani ad Udine, è cresciuto da due zii. Fra l'altro ci dice in interviste, in scritti, che lo zio gli ha passato questa attitudine mitteleuropea, questo modo di approcciarsi alla vita. C'è un dettaglio che Getulio Alviani ricorda e che colpisce il piccolo Getulio Alviani, ed è lo zio che ogni giorno al mezzogiorno e ogni pomeriggio alle 2:30 entra ed esce di casa mettendo la chiave nella toppa esattamente nello stesso momento. E questo spirito mitteleuropeo di Getulio Alviani è uno spirito che poi si porterà dietro, io credo, tutta la vita, con una necessità che quasi lo affatica nel quotidiano di perfezione rispetto alle cose che ha intorno. E poi però Luca allo stesso tempo ha anche uno spirito mediterraneo, uno spirito di coinvolgimento, perché Getulio Alviani è stato grandissimo artista, se così vogliamo sintetizzare la sua figura, perché poi progettista, rapporto con l'architettura, con il design, ma è stato anche un grande uomo di contatti. È stato anche una persona che ha, per esempio, Getulio Alviani aveva, e evidentemente il Centro Studio Archivi e Ricerche ha, questa straordinaria collezione di opere legate al cinetismo, importantissima, e lui ne era il custode, ma non perché voleva personalmente collezionare, no? Fatelo, non vi stiamo evidentemente dicendo di non farlo, ma perché voleva ad ogni occasione importante mostrare che cosa è stato il cinetismo. Quindi era anche una persona con questa tendenza nel proporre quelli che sono stati gli anni per lui importanti dell'arte cinetica e programmata.
Ma credo che lui abbia giocato, anzi che lui sia stato uno dei primi a giocare una partita doppia. La prima è certamente quella dell'artista e ovviamente lo testimoniano le mostre importanti che ha tenuto soprattutto in quel periodo che parte dal 1960 e arriva al 1968-69, cioè un decennio indubbiamente molto fortunato per la nostra cultura, che poi si chiude con l'arte povera, su cui Alviani, ma lì magari ci arriviamo dopo, Okay. lo lascio Okay. dopo per ultimo. Okay. E poi il secondo ruolo è quello invece di essere, oggi si userebbe, forse si abuserebbe di questo termine, curatore. Sì. Getulio ha avuto anche un'esperienza di direttore di un museo dall'altra parte del mondo, è stato ritenuto veramente un po' il faro, no? Il punto di raccordo di queste esperienze di cui tu dicevi prima. Ed era abbastanza atipico in quegli anni che ci fosse un artista che facesse anche quello. Poi non dimentichiamoci che 1965 la prendiamo davvero come una data molto importante. Super Surface, la mostra. No, prima ancora, nel 1965 lui, insieme ad altri artisti internazionali, tra cui per esempio François Morellet, espone al MoMA a New York in una mostra che si chiama The Responsive Eye, che è davvero la mostra che mette insieme questa tendenza, diciamo che sotto lo schema dell'optical, mette insieme tutte queste varie tendenze che sono in corso nell'Europa e non solo degli anni 60. Non solo, per esempio, pensiamo al Sud America, Certo. non so, con gli artisti cinetici tipo Jesus Rafael Soto, tanto per citarne uno. Sobrino, altro. Sobrino. Però Che poi neanche un po' siccome neanche un po' il canto del cigno questa mostra in Getulio, questo momento. lo possiamo dire, era una persona molto rigorosa, molto attenta. Quando arriva a Responsive Eye dice no, ma questa è la commercializzazione Sì, dell'arte. No? In realtà non è tanto la commercializzazione, loro tutti quanti avevano un po' questo timore dell'America. Vi potrei citare una serie di episodi, la Biennale del 64 con la critica un po' ideologizzata, tanto ideologizzata italiana, che dice il colonialismo americano. Avere questo rapporto con l'America non era mai troppo facile, venivamo un po' schiacciati dal gigantismo, dall'economia americana. E allora arrivare al MoMA, invece di dire che figata, siamo arrivati nel museo più bello del mondo, qualcuno aveva un po' storto il naso. Dopodiché, a parte di scherzi, io cerco sempre di tenerla leggera, quella mostra fu davvero una specie di consacrazione epocale di una tendenza che peraltro era in atto da appena 5 anni, Certo. quindi veramente hic et nunc, cioè proprio consumata lì sul momento. Stai parlando di mostra Responsive Eye importantissima, MoMA. Noi stiamo inaugurando una mostra in uno spazio particolare, Scuola Grande della Misericordia, l'architettura del Sansovino, questi affreschi meravigliosi. E non è stato facile, è stata una sfida, ma meravigliosamente riuscita grazie ai curatori della mostra. No, ma grazie soprattutto a Giuseppe Orler e al suo staff, perché poi le mostre noi magari le pensiamo, ci ragioniamo, le facciamo diventare un prodotto culturale, però poi, dato che conosco molto bene Giuseppe e tutto il resto, diciamo, delle persone che gli lavorano intorno, devo dire che a queste cose ci pensano loro e sono loro quelli bravi. Noi siamo solo noi siamo il fiocchetto sul pacchetto di San Valentino. Però dai. il risultato è straordinario, questo Sì. rapporto, no, fra... Sì. Tra l'altro basta alzarsi, cioè adesso tutte le persone in questa sala, quasi tutte le persone sono sedute, ma anche se si fossero in piedi, la cubatura è immensa. Immensa. Cioè siamo proprio tanto piccoli rispetto Sì, a questa architettura, sì, quindi sì. non è proprio semplice. Assolutamente no, assolutamente E no. non è semplice, ovviamente è invitante. Certo. Per un ragazzo che aveva circa 30 anni si scomodano i grandi della critica d'arte italiana degli anni 60. Tanto per incominciare, avete presente il professor Giulio Carlo Argan, quello sui cui libri abbiamo studiato tutti, soprattutto i più grandi di noi, i famosi tomi verdi. 3 tomi verdi. 3 tomi verdi, ecco. Giulio Carlo Argan che a un certo punto gli scrive: caro Alviani, prima si danno del lei, perché ad Argan tu non potevi dare del tu, adesso ci si dà del tu sempre, no? Perché complici social siamo tutti in confidenza, siamo tutti amici. In realtà nel caso appunto del professor Argan non gli si può, questo poi diventa parlamentare, sindaco di Roma, insomma in qualche modo lo devi anche considerare per quello che era. E lui diceva, si scambiavano delle informazioni
E a un certo punto Argan gli dice: scriverò questa lettera in modo tale, questa tra virgolette raccomandazione nel senso proprio migliore del termine, perché lei deve occupare, caro Alviani, lei deve occupare un posto il posto che si merita nell'arte italiana. Poi leggi le bellissime parole di Umbro Apollonio, Sì. che forse fu il critico che se ne occupò di Più vicino, sì. più vicino, perché all'epoca non esisteva la figura del critico militante, esisteva la figura dell'accademico, del professorone, di quello che insomma insegnava all'università. Gillo Dorfles lo cita già nelle ultime tendenze dell'arte d'oggi, già nella prima edizione, quella degli anni 60, ma le parole più belle forse le spende Maurizio Fagiolo, che aveva una penna strepitosa, devo dire. Fagiolo, che tra l'altro poi tu lo trovi, era tutta gente che si occupava anche di arte classica. Fagiolo scrive pagine meravigliose su De Chirico, e poi te lo ritrovi qui su Alviani che fa dei collegamenti parlando del cinema, Esatto, di Godard, esatto, in sì. particolare di Alphaville. Ecco. Poi arriva Celant e lì invece succede qualche cosa, siamo nei pressi del 67, quindi l'arte povera sta nascendo. A quel punto si cerca di capire l'arte più, di formalizzare, anzi per meglio dire l'arte più in termini di strategie, e questo a Getulio piace anziché no, nel senso che lui, che era comunque una persona che credeva molto, e giustamente secondo me la mostra in qualche modo dalla mostra si può verificare, credeva proprio molto nel primato del lavoro. A lui, quando si parlava un po' di strategie, ma metti quello, no, sposta quell'altro, invitiamo quel terzo ancora, non gli va tanto bene. Però indubbiamente con Celant c'è un rapporto epistolare molto vivace, che secondo me meriterebbe di essere studiato a fondo, perché si nutre davvero di tanti episodi, come quello della Galleria al Deposito di Genova, Certo. di cui Alviani fu uno degli animatori, insomma. Certo. Hai citato Maurizio Fagiolo dell'Arco, che utilizza un termine interessantissimo, iperluce. Iperluce, certo. Qui siamo a Venezia, e, insomma, la pittura veneziana è fatta di luce, ma come tutta la pittura in assoluto. Per iperluce che cosa intendeva Maurizio Fagiolo? Ma iperluce è insomma, intanto vedete che certi i neologismi nascevano anche negli anni 60, insomma. Qui non si tratta di dipingere la luce, ma di lavorare con la luce. Non lo fa come i minimalisti alla Dan Flavin, che utilizzano il neon all'interno delle loro opere, ma lo fa attraendo la luce come un prisma all'interno dell'opera stessa. I lavori di Alviani sono lavori di pura luce. Certo. Il titolo della mostra, che è un titolo che ha voluto Diora, Maestro della luce, a mio avviso gli rende perfettamente giustizia. E questo è molto interessante, quindi una luce, come dire, che parte da una luce spirituale per diventare una luce fatta di modernità, di contemporaneità. A proposito di questo, quando inizia l'arte moderna, quando inizia l'arte contemporanea? Nel corso del tempo questa data si è sempre più avvicinata a noi. Addirittura un tempo si parlava dell'inizio della modernità con il neoclassico, del contemporaneo, poi le avanguardie dei primi del Novecento, poi la Seconda Guerra Mondiale, adesso le case d'aste dicono gli anni 60. Se questo è vero, Alviani ne è padre di questa modernità. Assolutamente. Allora, se noi diamo retta alle case d'asta, è probabile che gli anni 60 siano effettivamente un po', ma anche perché erano successe davvero tante cose. Io, che sono un po' più retro, chiedo 4 anni prima. Il 1956 secondo me è l'anno in cui nasce l'arte contemporanea. Viene utilizzata per la prima volta la parola pop da Richard Hamilton, e muore Jackson Pollock, che secondo me davvero siamo un po' alla fine di un'epoca, all'inizio di un'altra. Robert Rauschenberg comincia a realizzare i suoi primi combine painting, secondo me è un po' tutto lì, ecco, quando lo chiedo ai miei studenti in accademia e in università di provare a immaginare un momento in cui nasce l'arte contemporanea, secondo me è quello. Però hai ragione tu, gli anni 60 sono davvero la grande spinta propulsiva al nuovo, ma lo trovi appunto nella musica, nel design, nella moda, nel cinema. In tutto. Anni 60 in cui E poi io e Orler siamo nati negli anni 60, quindi probabilmente sarà per quello. classe di ferro. Esatto. Ma adesso arriviamo a Orler. Anni 60 in cui accadono delle cose straordinarie, come ci ha già detto Luca Beatrice, gruppo Zero Düsseldorf, gruppo N, gruppo T, ovviamente la pop, ma questo ci interessa meno adesso. Nasce il cinetismo e abbiamo detto Getulio Alviani ne è appunto padre.
quasi putativo, insieme a Munari, insieme ad altre figure. Quindi sì, la modernità nasce con la figura di Getulio Alviani. Adesso voi mi conoscete come venditore, io per le Gallerie Horler sono un presentatore d'arte, noi facciamo anche divulgazione e io per ultimo, i miei colleghi molto meglio di me lo fanno. Carlo Vanoni, Giovanni Faccenda, in sala abbiamo Catone Biasioli, abbiamo veramente Claudio Burlone, chiedo scusa, colleghi di grande importanza. E la televisione, che spesso è mal vista dal sistema dell'arte, io credo che invece anche all'arte di Getulio Alviani abbia dato tanto, perché la telecamera, l'immagine televisiva, nello spostarsi di fronte all'opera, rende davvero omaggio all'opera di Alviani e la lascia leggere molto bene. E questo non è scontato. In tantissime case italiane, e qui dobbiamo citare Carlo Vanoni, che tanti anni fa ha incominciato a parlarne quando non era forse così facile come farlo adesso. Insomma, l'arte di Alviani è entrata in tante case e la vostra numerosa presenza questo lo dimostra. Beh, insomma, la televisione commerciale che però ha anche una dimensione divulgativa importante nel sistema dell'arte italiano. Ma la televisione ha un'importanza, cioè io penso, tra l'altro sai che io insegno, ho anche un corso di storia della televisione, quindi mi caschi bene con me. Okay. Su questo. Io penso sempre a questo, pensate a quante persone in Italia negli anni 50 devono la loro alfabetizzazione alla TV, a cominciare da Mike Bongiorno, Sì. o il maestro Manzi, Sì. Ecco, no? Perché in certi Febo Conti, un tempo. Febo bravo. Conti. In certi paesi, non dico magari nelle grandi città era diverso, però il processo di alfabetizzazione comincia proprio grazie alla TV. Certo, era una TV completamente diversa dalla nostra, era una TV di Stato, adesso c'è una parcellizzazione infinita anche della proposta, però io credo che la televisione, tu fai bene a usare questo termine divulgativo, io in realtà non lo amo molto perché secondo me quando si parla di cultura in televisione si fa un'operazione comunque di carattere meritoria, che poi sia finalizzata ovviamente a uno scopo commerciale, perché invece la pasta non la vendi in televisione, come la pasta o la polpa Mutti, certo, che peraltro è piuttosto buona, io certo, sono un fan della polpa Mutti, quindi ecco, eviterei di essere da questo punto di vista, come ti posso dire, manicheo. Poi tra l'altro insomma a partire dagli anni '80 in particolare, che ci fu quest'altra grande svolta culturale, la televisione è entrata proprio a far parte del nostro modo di essere. Tu hai detto quante persone si sono alfabetizzate con la televisione, io aggiungo quanti collezionisti hanno iniziato, si sono formati anche attraverso un gusto, attraverso la televisione. Ma poi insomma tu citavi Carlo, no? Carlo che adesso è convalescente dell'operazione di cistifellea, tra l'altro secondo me... No, io l'ho già tolta e sto benissimo, grazie, ma pensavo che questa è un'operazione warholiana, perché sapete che Warhol purtroppo morì, però invece Vanoni lo vedo un po' acciaccatello, però tutto sommato abbastanza in buone condizioni, quindi gli farei un applauso e spero che torni presto a lavorare con noi. Posso ancora un'altra domanda? Ancora un'altra domanda e poi... Sì, ma non ti preoccupare. Ancora un'altra domanda, sì, non traduco, ma adesso arrivo. Le opere che vediamo giù, a me pare una mostra veramente importante, una galleria privata che arriva a questo allestimento, a quelle opere, a quelle date, a quelle dimensioni, a quel numero di opere. Ma se non fosse che il termine magari può essere sostituito da qualcosa di più, si potrebbe dire che questa è una grande antologica di Getulio Alviani. Però, dimmi. Tu in tempo di pandemia hai fatto dei meravigliosi, poi ne è nato anche un libro, credo, dei meravigliosi interventi internet di 10 minuti. A proposito di televisione. A proposito di televisione. Mezz'ora. E ho apprezzato moltissimo quello con cui chiudi, in cui parli proprio della contemporaneità e parli di quanto le fiere quasi sostituiscano il museo e la galleria quasi diventi protagonista del sistema dell'arte. Però se accade così non è che un bene. Ma sai, anche lì io non ne farei una questione di rapporto tra museo, galleria, fiera, cioè è tutto un sistema che va insieme. Le fiere credo che tutti sanno che insomma in questo momento sono poi forse il nucleo attorno a cui far girare il grande mercato. E tornando invece alla mostra di Alviani, è un'antologica, certo, però, e qui bisogna
oltre che ovviamente ringraziare ancora una volta Giuseppe e il suo staff, comunque fare un complimento a Diora Fraglica perché lei l'ha pensata con una certa attenzione, andando a scegliere delle opere significative in un percorso comunque piuttosto lungo di un artista che ha avuto tempo e modo di sviluppare una poetica, e devo dire che la scelta delle opere rende giustizia ancora una volta ad un maestro dell'arte italiana. E noi ringraziamo davvero molto il professor Luca Beatrice, grazie. Grazie a voi. Però fatemi ringraziare per tutto quello che è stato fatto per questa splendida mostra Giovanni Orler, Giuseppe Orler, Paolo Orler, la famiglia Orler, grazie. Grazie a tutti. Siamo con il nostro Cesare Orler, che si è speso per la realizzazione di questa mostra, di questo allestimento con Diora Fraglica, con Luca Beatrice. Allora vorrei un'impressione dal nostro Cesare, ben trovato. Grazie mille Giorgio, intanto allora questa è ad oggi e da sempre la più grande mostra di Alviani per numero di opere, completezza, quantità anche di cicli, soprattutto storici. Ci sono delle opere che noi abbiamo sballato da delle casse che venivano direttamente da New York, quindi opere che sono state chiamate da collezionisti di tutto il mondo per essere qui questa sera, oltre 150 opere e un allestimento che grazie anche al contributo di Diora Fraglica, al contributo di Luca Beatrice, credo sia un allestimento incredibile. Probabilmente nessuna galleria privata è mai arrivata a tanto. Soprattutto tante altre mostre sono state magari delle mostre private, questa è una mostra con il contributo della Fondazione Alviani, quindi noi abbiamo proprio abbiamo avuto la partnership con il massimo esponente del lavoro ora di Alviani, visto che non c'è più da qualche anno. E questo è un grandissimo orgoglio. E anche due parole su quella che è, esatto, sulla difficoltà di questo allestimento, che però poi diventa occasione di unicità, perché l'allestimento è straordinario, questo dialogo fra le architetture del Sansovino e le opere di Alviani. Allora, di per sé questo genere di opere non c'entra nulla con il luogo espositivo, però riesce a entrare in dialogo nel momento in cui le superfici specchianti ci permettono di vedere insieme all'opera anche delle colonne, dei colonnati, dei soffitti, quindi noi siamo in grado comunque di vedere l'ambiente specchiarsi nelle opere, i riflessi delle opere, questi colpi di luce rimbalzare sulle colonne, sui muri della chiesa, quindi è una cosa incredibile. Un effetto spettacolare. Io lascio Cesare al pubblico che ormai sta entrando numeroso, perché tutti vogliono fermarlo, tutti vogliono parlare con il nostro Cesare. Grazie per le tue suggestioni, grazie davvero.